Il Mantova ieri è stato emozionante. I tifosi biancorossi hanno lanciato un messaggio forte. Hanno fatto capire che quando la squadra avrà bisogno, loro una mano la daranno volentieri. Lo hanno fatto da 100 anni e lo faranno per altri 100 anni ancora. Il Mantova è crollato dalla Serie B alla Serie D, ma ieri c'è stato un attaccamento alla maglia che va oltre la categoria. I ragazzi di mister Archimede Graziani hanno sgranato gli occhi quando sono entrati in campo. Si sono visti una curva splendida, un entusiasmo che si vede solo in piazze di Serie A. Hanno giocato davanti a 6.000 spettatori ed hanno vinto. Sono cose che fanno bene al calcio, ma soprattutto al Mantova. In tanti credevano che questa squadra non potesse più regalare emozioni forti, in particolare in Serie D. Invece, per questa città, il Mantova è il Mantova, una squadra amata da 100 anni come oggi. La partita di ieri è stata quindi una formalità, chiusa dopo il primo tempo, con i gol di Colonetti e Gherardi sotto la curva T e con la prima posizione in classifica ulteriormente rafforzata con altri 2 punti di vantaggio dalla seconda. I biancorossi a 6 giornate dalla fine ora vogliono chiudere definitivamente il conto, magari nel match casalingo contro il Voghera. Gli obiettivi comunque sono 2, ritornare nel calcio che conta e soprattutto continuare a fare festa. In un Martelli da pelle d'oca parte forte il Mantova al quarto con una conclusione di Pettarine fuori misura. La risposta del Cantù arriva al 13° con Testa che conclude trovando pronto Portese alla respinta. Al 16° il Mantova passa, Spinale si inventa un assist stupendo per Colonetti, abile ad infilare in diagonale sotto la curva T. Il Cantù non molla ed al 25° coglie il palo su un colpo di testa di Arnaboldi. È la scintilla che fa scattare il gol che in pratica chiude il match. Spinale al 25° sulla destra incontenibile, crossa per Gherardi che da posizione difficilissima riesce a trovare l'incrocio infortunandosi. Al suo posto entrerà Ciccio Graziani tra l'ovazione del pubblico. Dopo un'azione di Tamaino al 31° con Portese attento, Pettarine non trova la porta al 33° da un cross di Colonetti. Il tempo si chiude con un'azione di Spaggiare al 37° ad una mischia in area risolta da Caruso e che accavalla al 42°. La ripresa si apre con un tiro di Arnaboldi fuori al 18° ed una conclusione di Pappalardo al 21° respinta da Portesi. Sempre Pappalardo impegna Portesi dalla distanza al 38° e dal 45° Ciccio Graziani ruba un buon pallone, si porta all'interno dell'area di rigore davanti ad Artesani e non riesce a realizzare, sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Sì, non mi ci fate pensare, perché poi dopo un omone anche di 1,90 m si commuove. Tutto il bene possibile. Voi avete una tradizione, una storia. Io me la sono sentita sulle spalle fin dal primo giorno. Siete stati bravi. Ora lo posso dire tranquillamente, siete stati bravi perché penso che non sia facile. E quindi un merito a tutti. Cosa ha detto i giocatori prima di entrare in campo? Ho preso in prestito una frase di una persona che l'aveva detta in una finale di Coppa dei Campioni, di Champions League. E non deve essere un'ossessione vincere, ma tanto noi vinceremo. Sì, questo è il Mantova. Mai ci era capitato di chiudere 2-0 il primo tempo, oggi ci è capitato anche questo. E dopo vi posso assicurare che passare la settimana per non deludere il pubblico, per non deludere nessuno, anche a noi ci ha giocato un mezzo brutto scherzo, perché le tensioni erano talmente tanti il nostro desiderio di poter vincere questa partita che ci ha giocato un mezzo scherzo sotto l'aspetto mentale. E gli ultimi 20 minuti sembrava che non finissero mai. Qualcuno ha accusato anche dei crampi, ma non erano crampi fisici, erano crampi mentali per tutta la settimana, per questo pubblico, per tutto quello che ci circonda. Io penso che tutti noi oggi abbiamo vissuto un'emozione importante e quindi qualcuno ha lasciato qualcosa in più. Ora mi rendo conto, tutti i colleghi che sono passati da Mantova, che cosa hanno dovuto, la gioia che hanno provato. Allenare questa squadra, avere questi tifosi, avere tutte queste situazioni intorno
e vi posso dire che il fatto che io sono venuto a vedere il Mantova negli anni precedenti mi ha aiutato tantissimo a capire in fretta le situazioni. Però era talmente importante, era talmente grosso l'obiettivo che noi dovevamo raggiungere quest'anno, il primo anno dopo un fallimento, una squadra fatta nuova, lì dopo c'è tanto lavoro. Io voglio solo prendermi il merito con i miei collaboratori del lavoro, poi tutto il resto penso che l'abbia fatto Mantova, la società, la città, tutti quanti. No, siamo contenti anche perché non era facile, magari abbiamo lasciato un po' il pallino a loro, però ci sta delle partite, mica sempre si può pretendere. Stiamo giocando da grande squadra, magari fino a un mese fa non lo facevamo, creiamo 2 o 3 palle gol, riusciamo a sfruttarle al meglio e poi riusciamo a difenderci e al massimo tirano da 30-40 metri gli avversari. Abbiamo rischiato forse una volta sola, però nell'arco di una partita ci sta. Sono contento anche perché è la terza partita che non pigliamo gol e va bene così, insomma, dai. Poi insomma, abbiamo sfruttato 20 minuti, 25 siamo riusciti a farlo 1-2 che tra virgolette li abbiamo ammazzati e poi abbiamo gestito la partita, insomma. No, sono tornato indietro, se devo essere sincero sono tornato indietro perché rivedere la curva così, rivedere tutta questa gente, rivedere le coreografie mi ha fatto pensare a tutti i momenti belli e a tutti gli anni felici che abbiamo vissuto qua. Però è un punto di partenza, sono contento che si sta ricreando l'entusiasmo, che è quello che serve, e spero che noi come squadra le stiamo dando anche delle soddisfazioni. Adesso in una maniera o nell'altra bisogna raggiungere questo obiettivo il prima possibile, secondo me, per poi poter organizzarsi e programmare, insomma, con la società ci penserà a programmare insomma, il futuro, però l'obiettivo è quello di arrivarci il prima possibile. E l'ho detto anche ai ragazzi che alla fine, quando siamo entrati prima di entrare in campo, ho detto volatevi intorno perché questo è un treno che non dovete e non dobbiamo lasciarci sfuggire. Credo di sì, perché sono ancora emozionato sinceramente, anche alla mia età, con tutto quello che ho passato nella vita, io credo che la prima cosa da fare è ringraziare veramente i tifosi del Mantova. Noi saremmo stati bravi a fare una buona squadra, tutto quello che vuoi dire, però credo che la prima cosa da fare oggi è ringraziare veramente i tifosi che meritano veramente di andare minimo in C1 perché lo meritano. Noi come società ci impegniamo di fare il massimo e oggi ho parlato anche con gli altri perché io credo che il campionato per sfuggire a noi adesso andiamo a casa, ci suicidiamo tutti e sono a posto, credo che non ci sia altra soluzione. Credo che la grande soddisfazione che ho provato io sia immensa, sia una cosa che non pensavo mai di arrivare a fare il presidente a Mantova e farlo così. Cioè, questa per me è una grande soddisfazione che provo, anche tolto le mie cose nella mia vita, questo veramente è una grande cosa. Quando le partite poi si chiudono in questo modo va tutto bene. Siamo contenti e dedichiamo sicuramente la vittoria in primis a tifosi e società perché da inizio anno ha fatto un lavoro grandissimo e ha formato un gruppo di calciatori ma soprattutto di uomini veri e penso che certi valori alla lunga escano e per i tifosi perché sono fantastici, di settimana in settimana ci dimostrano l'affetto che hanno nei nostri confronti e oggi sono stati veramente tanti. Ma sinceramente prima di tirare ho detto no, qua non posso sbagliare, poi quando ho visto la palla che toccava la rete è stata una gioia immensa, poi con questo pubblico che è venuto quest'oggi circa 6.000 persone, è spettacolare, bellissimo. Credo che giocare con tanti tifosi sia un'emozione fortissima, poi per un giocatore giovane è un'esperienza da provare. Io credo oggi l'ho provata e so cosa vuol dire giocare davanti a tante persone, so il calore che ha questa gente per questo Mantova e credo che oggi abbiamo fatto una grande vittoria, simbolo appunto di questo primato in classifica e di questo campionato che dovremo portare a termine il prima possibile. Sicuramente giocare in questa cornice credo che abbia fatto piacere a tutti noi. Sicuramente abbiamo preso 2 gol subito e in malo modo. Come dicevo prima ai vostri colleghi, la situazione palo nostro, secondo gol del Mantova, credo che abbia deciso un po' la gara. Questo è un peccato, ecco, forse probabilmente un gol forse lo meritavamo per tenere viva la partita fino alla fine. Comunque penso che i miei abbiano fatto una buona gara, abbiamo giocato fino all'ultimo, di fronte avevamo una signora squadra, un signor pubblico, è una squadra destinata a vincere.